cadere. Fiocchi di neve oltre i 1000 metri di quota, seppur fenomeni deboli, potrebbero interessare i rilievi montuosi. Dettagli maggiori come sempre sull'app gratuita di Trebi Meteo. L'economia e la finanza ogni giovedì su Babboleo News. Cosa succede in Liguria? Col sottoscritto Fabrizio Valenza e con Marco Cassinis, professore universitario ed economista esperto. Ben trovato, buon giovedì. Buongiorno Fabrizio, buongiorno agli ascoltatori. Oggi io aprirei questo nostro appuntamento così. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Touchdown confirmed. Scendendo su Marte con la sonda InSight, salendo nel cielo e appunto poi scendendo su Marte. Perché così, professore? Non è il programma che va in orbita. No, quindi, no. Anche se devo dire. No, un lancio... piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità prima, e poi i festeggiamenti per questa riuscita della discesa della sonda su Marte. Sì, c'è stato questo atterraggio. Per un paio d'anni l'InSight rimarrà a studiare il manto marziano, mettiamola così. Sì. Tanta ricerca, investimenti, si spera di studiare, di trovare sempre informazioni importanti per quello che potrà essere, che cosa? Scoprire risorse minerarie, scoprire se ci poteva essere o ci potrebbe essere la vita, se arrivasse l'asteroide come ci difendiamo. Esatto, c'è tutta un'economia appunto dietro a l'Italia è molto forte, nella parte spaziale è forte, e devo grandissimi dire. investimenti. Sì. Alcuni ascoltatori mi chiedono: ma a cosa servono questi investimenti? Non si potrebbe investire di più, per esempio, in medicina? E quindi lei cosa mi dice? A cosa servono effettivamente poi questi investimenti? Allora, tutto ciò che è ricerca e tecnologia è buona cosa. Ovviamente poi dipende come vai a utilizzare i risultati. Cioè, tante scoperte le abbiamo fatte nei periodi delle guerre. Per pessimi motivi gli investimenti hanno dato eccellenti risultati. Faccio l'esempio del nucleare, scoperto, testato in guerra, poi nella medicina ha avuto fortissima applicazione, in tutto ciò che è la fisica, eccetera. Quindi da un lato può essere corretto, se li utilizzo per scopi bellici certamente non è buona cosa. A volte il budget però deriva da quei cattivi maestri. Parlava di medicina, mi sembra che proprio l'altro giorno sia stato fatto una manipolazione del DNA in Cina. Adesso è stato detto che è stato sospeso per far sì che un bambino non nasca con la patologia, in questo caso HIV, eccetera. C'è sempre poi il tema etico, quindi diciamo tutto ha dei pro e dei contro. La morale è fare le cose per un buon fine. Il professore spiega sempre seriamente, motiva sempre, argomenta sempre in modo molto serio tutte le nostre questioni. Io, che sono un cialtrone, invece metterei un'ipotesi rispetto agli investimenti per andare su Marte in un modo un po' diverso. Salerno perlomeno ha il 70% di raccolta differenziata, e la raccolta differenziata costa, perché se devi fare il porta a porta devi anche investire risorse. Il problema è che quando si pagano le tasse alte e poi non si ha la pulizia delle città, questo è un problema. Allora è questo l'aspetto che bisogna migliorare. Il governatore della Campania, De Luca, che ci parla dei rifiuti, e io immagino di poter portare i nostri rifiuti su Marte, per esempio. A parte che pensavo fosse De Niro, qualche attore hollywoodiano, perché ha una voce sempre molto forte, empatica e meritevole di ascolto. Quello che dice lei, da un lato portare i rifiuti su Marte potrebbe essere una delle cose del domani, a parte che uno dice già inquiniamo qui, andiamo a inquinare anche lì. Non male. Diciamo che molti direbbero sì, però non è sotto casa mia, e quindi tanti darebbero un via libera. È come dire, vai a seppellire le scorie nel deserto dell'Africa, non ce l'ho a casa, va benissimo. Certo, occhio non vede, cuore non duole, rimandiamo il problema a chissà quale altra generazione. Un inciso su questa cosa, cioè quello che dice per la campagna appunto De Luca, lo ricollego agli inceneritori termovalorizzatori di Salvini. Cioè sembra che lì pagano di più, hanno tutti i servizi eccellenti, nella sostanza poi esportano rifiuti spendendo un sacco di soldi. Poi magari, come in tante municipalizzate del sud Italia,
Sicilia in primis, hanno dei deficit spaventosi, personale 4, 5, 10 volte le nostre, insomma ci sono tante cose. Secondo me nella politica ormai abbiamo perso il controllo di ciò che si dice rispetto a quello che è la realtà, cioè nelle famiglie i conti si fanno in un altro modo. Mi sembra giusto. Argomento numero 2, siete un buon capo, qualora voi siate il capo in un'azienda, oppure avete un buon capo? Sono Vittorio D'Amato, docente della Ligo Business School. Sulla ricerca da noi condotta su un campione di oltre 630 collaboratori, avente come obiettivo quello di identificare quali sono i comportamenti dei capi efficaci, è emerso come l'84% dei collaboratori non consiglierebbe il proprio capo. Ovviamente questo è un dato molto devastante. Abbiamo cercato quindi di capire quali sono i comportamenti che portano a consigliare il proprio capo. Tra i primi comportamenti troviamo quello: lascia un ampio grado di libertà nel modo in cui si conseguono i risultati, circa il 55%, è sempre disponibile ad ascoltare i collaboratori quando hanno bisogno, 50%, ascolta le opinioni dei collaboratori, 45% del campione, non ha paura di prendere decisioni difficili, 40%, chiarisce gli obiettivi, 37%, colloca il compito in una prospettiva più ampia, 31%, e fornisce feedback tempestivi, 28%. Fondamentalmente questi sono i primi 8 comportamenti che permettono ai collaboratori di consigliare i loro capi. Potremmo chiudere dicendo che così come si ha massima attenzione al cliente, è bene che i capi sviluppino un marketing management point of view e quindi che conoscano approfonditamente i loro collaboratori al fine di soddisfarne i bisogni. Vittorio D'Amato è il direttore del Centro sul Cambiamento, Leadership and People Management della LIUC, la Business School. E appunto nel frattempo abbiamo pensato: siamo dei buoni capi? No, io non sono capo di nessuno, ci ho provato con i miei figli, ho avuto pessimi risultati, o meglio, buoni con uno e più difficili con l'altra. Non so perché, se forse è femmina, però magari essere un buon capo dipende anche dai tuoi sottoposti. Ma o no? Lo dicevamo prima su Babboleo, sulla radio sorella, insieme a Paola Servente, Paola, cioè, se guardiamo casa, tra l'altro lei diceva i capi in famiglia sono i figli, noi da uomini dicevamo i capi sono le mogli, quindi c'è una gerarchia, infatti, certo. Sul lavoro credo che molti dei nostri ascoltatori si staranno interrogando adesso sul concetto dei capi eccetera. Io credo che poi la questione vera sia un po' quella che è emersa dagli spunti del professore, cioè l'autorevolezza che può avere chi ci comanda, chi ci indirizza, il fatto che dia una delega, il capo dà una delega e controlla. Noi siamo impegnati a raggiungere degli obiettivi e quindi possiamo avere dei modi differenti. Il fatto di essere ascoltati, io lo dico sempre a chi collabora con me: a me non interessa avere ragione, non voglio finire nel burrone a 100 all'ora con tutti che mi danno ragione, preferisco discutere, scontrarmi, avere un team di persone motivate, in gamba, che possono crescere, che aiutino me a raggiungere i risultati, il valore della squadra. Insomma, l'autorevolezza poi è tutto, non l'autorità. C'è un problema in Italia, si chiama ludopatia, e ci sono delle possibili soluzioni che si stanno per adottare. L'Emilia Romagna è da seguire per capire bene dove sta il problema. Il problema, secondo noi e secondo anche la Regione Emilia Romagna, sta nei mini casinò. Il governo ascolti e segua l'esempio dell'Emilia Romagna e anche tutte le altre regioni. Che elimina delle videolotterie e mini casino per combattere l'azzardopatia. Questo è Benedetto Palese, presidente dell'associazione gestori e costruttori apparecchi da intrattenimento. Ascolterei anche Michela Rostan, che è la vicepresidente della Commissione Affari Sociali, proprio su questo provvedimento. Con questo emendamento noi chiederemo una cosa molto semplice, cioè che il preu aumenti sulle videolotterie, sulle slot machine e non certamente sugli apparecchi da intrattenimento, che rappresentano allo stato attuale l'unico argine all'azzardopatia e alla ludopatia. Quindi cosa si sta facendo in questo momento? Beh, si cerca di regolamentare nell'ambito dei giochi, chiamiamoli così, che vanno quello che poteva essere il grattavinci fino a macchinette più o meno avanzate, videolottery, VLT, quindi eccetera. Queste cose qui c'è un grado differente di rischio di dipendenza. Abbiamo parlato anche sulla parte dei debitori, quando si va in crisi come famiglie e tutto il resto. L'idea è di regolamentare, mi sembra
anche un bel caso di questa regolamentazione sia stata applicata a Ventimiglia, se non erro, di recente. Il sindaco ha dato degli argini orari, quindi dalla mattina alle 7 sera è vietato, quindi oltre alla delimitazione delle aree di dove ci possono essere queste macchinette rispetto alle scuole, centri sensibili per i giovani, c'è anche una fascia oraria di rispetto. Poi la questione vera diventa un'altra: è lo Stato il principale ed unico gestore che porta avanti queste cose, e adesso pian piano stiamo vedendo che frange autonome di regioni, comuni vanno a regolamentare l'opposto a quello che spinge lo Stato. Anche se devo dire, già nel DEF di quest'anno, soprattutto sulla spinta dei 5 Stelle, c'è stata un'idea di riduzione delle quote pubblicitarie che possono essere fatte su queste attività. Cioè il rischio della tendenza è molto forte, e quindi lo Stato cerca di intervenire. È ovvio che interviene su una cosa che guadagna grosso. Poi dal punto di vista economico tu guadagni da una parte, ma magari spendi in terapie sanitarie. Non si riesce mai a vedere tutto il bilancio con i profitti e delle perdite delle attività. Cioè io mi aspetterei che un governo, i rappresentanti ministeriali studiassero tutte queste cose nella sua complessità. E la finanza su Boleo News. Cosa succede in Liguria? Tra poco parliamo anche di Carlo. Lui è il buono, sta sempre dalla parte del cliente. Poi c'è il bello, mania, qualità e della cortesia. Infine c'è il meccanico, mago, con nel Far West, offerte automobilistiche, potete fidarvi solo di loro. Il buono, il bello e il meccanico vi aspettano da Macho, in via con 189 Rosso, su gruppomacho.it. Ritorno di Natale Liguria. Giuel, il viaggio di Natale a Fiole Ligure. I mercatini. Lo spettacolo di Natale. Nuove attrazioni alla famiglia. Natale, il villaggio. Quest'anno è gratuito. Amo! Tutti al 21 di tutti i giorni dal 21 dicembre a gennaio. Il Natale.it. Babboleo. Cosa succede? Via rovescia per l'operazione di salvataggio di Carige, sottoscrizione da 320 milioni da parte dello schema volontario fondo interbancario. Oggi si riunisce via il presidente Modiano e l'amministratore delegato Innocenzi per approvare il bond, il tasso secondo quanto sarà del 10% sulla base delle condizioni approvate. Domani l'Assemblea metterà al voto l'intervento. Secondo conferma fino alla ricostruzione del ponte Cevera ci spetta di valore pari a 78 milioni per le attività portistiche, 54 per le attività dall'Assemblea nella giornata di ieri. Stabilimento di Ansaldo Energia c'è 780 milioni l'anno, i soldi. E a proposito di costruzione, una quotata italo a coloro che hanno preso per il stabilimento del Polcevera in la compagnia all'attivo centinaia di opere, tra cui ultimamente record 5 chilometri, parte in galleria tra un la società in cui due realtà a ricostruzione del ponte. Il regolamento ha inviato la più rapida la demolizione del traffico mesi. Para los corazones en el mundo que se agarra, que late, que Sánchez, que Sánchez Soriano, no Sánchez, uruguayo. ¡El gol! Il derby tra Junior e il club che si presenta, non si è ancora giocato, e che Doris le Champions League un po' casse l'ipotesi di Tafferugli era più sembrava
Sì. Sta su che potrebbe essere buttata come quella di Ibrahim Doria, che che ha un studi pensavo leggermente esatto. Ibrahim per il Milan in ba tra l'altro ma calcio sport ce li danno il Milan la preferenza a un se si sia a casa mezzo miliardo quindi mai per gli che a Genova così certo. Però il costo è passare di una che ci riporta apre che la corsa verticale questo inizia la partita che fa partire allo stadio, la partita che si uniti come nei momenti esatto è stata questo parola è un po' lo c'è stato che ha unito la città sì. Ponda milanese che divide e unire definitivamente tutto ovviamente siano per bene preteso per la formazione che ammonisce siamo messi male. Notare anche Milan e a in questo esce caldi da quando striccarsi o se la nazionale ma sta forse per tutti i anni. Oltre in Francia c'è la Francia terra Brexit di questo che sostanzialmente legge l'Europa guardate cose uno di sersi ma poi ma molto salato c'è stata azione tutti sempre molto salati nel migliore dei sarà stato se poi non si accordi tanto del persone cittadini l'Europa ma
maestria ha detto cosa sacro che stanno aspettando. Altre. À des importantes et aussi inacceptable. D'accordo che siamo a parlare in Francia la situazione non è un po', cioè l'idea di essere più veri in Francia, che la il popolo più alto del termine, le persone se costano molto qui poi viene il cane un po' più spinto, un po' più e prima dovrei affrontarlo un momento. Anche l'Italia è stato sito it che circa 80.000 diesel presenti sulla zona è stata, diciamo, da cessi eccetera, sì. Poi non può entrare le macchine, detto che sia, si trova rotare di cittadini, no, potrebbe essere una soluzione. Sì. Sul momento di e di il nostro cena a Bruxelles una soluzione nel rispetto di quella stazione di manovra a stravolgimento quelli che parla di caso quello che dire l'Italia nelle sue, per così dire, stazioni caldi eccetera. Poi probabilmente vero zero tutti quel numero non ce lo dice quando lo governo mesi hanno non si sa, richiamo le responsabilità che a parte che tra l'altro fastidioso, dico, quando viene le cose ci sono, ho sentito anche ieri un'intervista allora se ci il detto non è uscita del 50
copertura c'è, sarà stile. Torino, lancio e industria Genova per l'assemblea industriale stile Genova industria che dice produce struttura dei dice questo è il gruppo Atlanti è diventato un gruppo anche importante a livello primo gruppo che è iniziata media breve. sapeva